Il sindaco dell'isola Porta d'Europa torna a puntare i piedi. Lampedusa è porto d'accoglienza da anni e ha vissuto il fenomeno dell'immigrazione durante diversi governi a vari gradi di attenzione mediatica. Oggi Toto Martello spiega che, per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all'interno del centro d'accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla, ha denunciato il sindaco delle Pelagie, che prosegue. Questa notte un furgone della polizia parcheggiato in strada ha preso fuoco. Siamo abbandonati a noi stessi e temo che questa sia una scelta ben precisa. Così si crea il caos e poi si scarica la colpa su di noi. Riguarda l'hotspot dell'isola, il centro può ospitare 92 persone, ma dopo lo sbarco dei migranti che erano a bordo dell'Open Arms, il numero degli ospiti è salito a 200. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Raggi, dal canto suo, smentisce però il sindaco. Nell'isola di Lampedusa non c'è alcun caos, considerata anche la circostanza che l'incendio del furgone della polizia, come chiarito immediatamente, è stato di natura accidentale. A quanto pare, stando sempre alla ricostruzione della questura di Agrigento, è rimasta accesa una luce posteriore e si è innescato un cortocircuito.